Antonio, innanzitutto ti chiedo, immaginiamo che l'umore sia un po' giù nello spogliatoio dopo la partita di Milano, ecco, che in questa settimana dove avete lavorato soprattutto non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista psicologico, diciamo. Sì, sicuramente non ha fatto piacere subire una sconfitta con 4 gol di scarto, però il nostro focus è reagire subito, soprattutto mantenere una certa positività nel gruppo. E quindi abbiamo lavorato ovviamente sugli errori tecnici che abbiamo fatto, ma sull'aspetto psicologico sicuramente essere positivi, insomma, quindi reagire subito sabato. Ecco, a proposito di sabato, che tipo di Genoa vi aspettate? Ma sicuramente è una squadra tosta da affrontare come tutte credo, però dobbiamo pensare anche a noi stessi, entrare con la fame e la determinazione di portare a casa punti. Ecco, per quanto riguarda i gol che avete subito, chiaramente noi li vediamo da una prospettiva, voi da un'altra, possono sembrare alcuni frutto di errore o comunque evitabili. Tu come li hai visti, quelli che avete subito finora in tutte queste partite di campionato? Sì, sicuramente ogni gol che si prende può capitare un errore a un individuo, come poi un'altra giornata può capitare a un altro, ma dobbiamo pensare, diciamo, nel collettivo, quindi non dare la colpa a un individuo. Quindi ci lavoriamo ogni settimana e speriamo di portare i frutti. E sei già qui a Venezia da diverso tempo, come valuti i nuovi giocatori dal punto di vista del carattere, oltre che naturalmente della tecnica, e anche per quanto riguarda l'amalgama? No, sono tutti giocatori giovani che sono arrivati con grande voglia di fare e si sono aggregati bene con il gruppo, quindi abbiamo tutti lo stesso obiettivo. E stiamo capendo, ovviamente tutti dobbiamo avere un senso di responsabilità per questa maglia e credo che anche i nuovi lo stanno capendo. Si tratta di capire logicamente, come è stato detto prima, che la B e la A non sono la stessa cosa. Sì, sì, ma credo sia chiaro a tutti, quindi stiamo migliorando appunto per limare al più possibile gli errori.